Ciao ragazzi, questo è lo spettacolo che si può godere dal Monte Baldo ammirando il lago di Garda il giorno dopo la bufera che purtroppo ha procurato, come ben sappiamo, dei gravi danni, ma ha anche pulito l'aria e quindi la limpidezza che si può ammirare oggi ha regalato uno di quei rari giorni in cui il lago si può godere in tutto il suo splendore. È stata anche una delle mete degli influencer italiani con i quali abbiamo toccato diversi punti della sponda veronese del lago di Garda partendo da Bardolino e lì abbiamo imparato a conoscere il vino Bardolino annusandolo. Molto interessante la visita alla galleria olfattiva, dove prima si prepara il naso odorando le striscioline spruzzate col vino e poi si devono indovinare i sentori annusandone le essenze contenuti nelle 14 scatole posizionate lungo il percorso. E non pensiate che sia così facile azzeccarle. Quanti? 1, 2, 0. 5. Così dice poi. Dilettanti. Ma Bardolino è anche terra di olio Garda DOP e quindi il secondo giorno abbiamo ascoltato come nasce questo prodotto straordinario, seguendo il percorso dall'oliveto fino al frantoio, con tanto di degustazione e strippata all'assaggio, anche con un lieve piccolissimo inconveniente. E quando è distribuito fate così praticamente. Veloce. Lo facciamo tutti insieme così nessuno si vergogna. È andato. Ecco. Quindi via a cavallo delle moto che ci hanno portato prima a Borghetto di Valeggio sul Mincio, tappa immancabile nel Basso Lago, e poi in un caseificio poco lontano, dove Giampaolo, dopo averci raccontato come nasce il formaggio, ci ha tagliato una splendida burrata di quasi 2 kg. Non contenti, siamo stati a Custoza a trovare Massimo, Lucia e i loro figli, allevatori e produttori di formaggi, salumi e soprattutto squisiti gelati. Un esempio di imprenditorialità rurale di altissimo livello. Cena quindi al tramonto in riva al lago al vecchio casello ferroviario di Bardolino. Terzo giorno, ripartenza con le moto con destinazione a Monte Baldo. Ci ha accolti una splendida e limpida giornata di sole che ci ha accompagnati a 1900 metri di altezza per ammirare uno spettacolo bellissimo, gustando tra l'altro anche le specialità preparate da Alberto, il gestore del rifugio. Quindi ritorno in riva al lago, in un luogo ricco di fashion e di storia come il castello di Torri del Benaco. E poi il castello di Torri del Benaco, uno dei punti più suggestivi di tutto il lago di Garda. Siamo proprio sulla sommità, sul mastio, insieme a questa gente qua, vedete? Questa gente qua. Questa gente qua sono gli influencer, che sono anche l'ispirazione per un futuro titolo di un film, per esempio La Bella e le Bestie. No! Può starci, no? Può starci. La regia la faccio io. Il lago di Garda è una fonte di ispirazione incredibile. La sera cena a casa di Carlo, che ci ha fatto apprezzare la squisita carne garronese, preparata alla brace dalle sue mani sapienti, visto che lui è anche allevatore, le sue vacche le ha a San Zeno di Montagna, nonché macellaio. Ultimo giorno, Malcesine, non poteva mancare la visita al paese e alle sue bellezze, ma anche a Cassone, piccolo romantico porticciolo attraversato dalla Ril, il fiume più corto del mondo. Ciao influencer, alla prossima!